Noi siamo nella prima sala, chiamata la sala delle daghe, perché su tutti i travi vi è una daga, lo spadino, chiamato anche briquet, che ha accompagnato per più anni la storia dei carabinieri al loro fianco. Abbiamo delle vetrine specifiche che parlano dei carabinieri a Fiume, dei carabinieri a Pastrengo quando salvarono il re da un brutto parabocchetto degli austriaci che pensavano di riuscire a colpire Vittorio Emanuele II e invece l'intervento di 2 squadroni a cavallo dei carabinieri li fecero ritirare molto rapidamente. Abbiamo poi la vetrina sull'evoluzione della bandoliera che racconta che cosa conteneva la bandoliera dei carabinieri, che per tutti è sempre un mistero. Anche oggi quando si vede un carabiniere con la bandoliera ci si chiede cosa c'è dentro. Noi in questa vetrina raccontiamo dal 1814 fino al 1945 che cos'era contenuto nella bandoliera, ma è interessante anche la vetrina con le vecchie tessere, con i timbri, con l'evoluzione dell'arma colta dei carabinieri reali. Particolarmente pittoresche sono le vetrine con i gradi umbertini, detti gradi a fiore, del periodo della fine dell'Ottocento. Sono gradi che sulle braccia esprimevano il grado di un militare. C'è un manichino con l'uniforme che ricorda Salvo d'Acquisto, è un amico del museo, ogni anno viene a trovarci ed è un grosso estimatore del nostro progetto.